Fase 2, il giorno delle riaperture in Veneto, stangata per chi non porta la mascherina e polemiche per gli assembramenti nel weekend, ma Zaia guarda avanti, i sedati lo consentiranno, dal 2 giugno obbligo solo nei luoghi chiusi. Bar, ristoranti, negozi e parrucchieri, si alzano le serrande, misure anticontagio, la speranza di ripartire, ritorno alla normalità per i clienti, ma c'è chi decide ancora di aspettare. Caso centri estivi, la Regione vuole ripartire prima del 15 giugno, entro la settimana un'ordinanza ad hoc che si studia anche per anticipare su cinema e teatri. Nel frattempo, accordo raggiunto tra Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Friuli, Venezia Giulia e Emilia Romagna. Si potranno andare a trovare i congiunti nelle province confinanti, servirà l'autocertificazione. Litorale già preso d'assalto da ieri, oggi si lavora a tappe forzate per ultimare i preparativi in spiaggia a Jesolo. Anche la tecnologia contro i contagi, un braccialetto elettronico consente di usufruire dei servizi senza toccare gli oggetti. Chiese nuovamente aperte e fedeli, tra distanziamenti e regole da rispettare, ma l'emozione della partecipazione ha superato i disagi. Potrebbe svolgersi a settembre il processo a carico del marito di Samira, unico indagato per la scomparsa della donna marocchina avvenuta 7 mesi fa a Stanghella. Cieco assoluto per l'INPS, ma perfettamente idoneo alla visita per il rilascio della patente di guida, smascherato dalla finanza un uomo residente a Schio. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque questi i titoli di oggi, ma in primo piano come di consueto il nostro bollettino regionale. Sono 10 i contagi in più rispetto a questa mattina, quindi attualmente positivi sono 3.847, mentre sono 3.870 le persone ancora in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda invece i ricoveri, le persone ricoverate nel Veneto sono 263, 18 ancora in terapia intensiva, 5 ancora invece i decessi rispetto a questa mattina. E dunque fase 2 nel giorno quindi della riapertura, il governatore Zaia annuncia di lavorare sul fronte centri estivi per un'anticipazione rispetto alla data del 15 giugno prevista nel DPCM, e sulle mascherine il governatore dice se i dati lo permetteranno dal 2 giugno saranno necessarie solo nei luoghi chiusi. La fase 2 è iniziata, saranno giorni decisivi prossimi per capire come si muoverà la curva del contagio con queste ulteriori aperture, ma restano al momento ancora alcuni settori esclusi dalla ripartenza, parchi divertimento e Luna Park e poi tutte le strutture per l'accoglienza dei bambini. Nel DPCM su quest'ultimo punto si parla di una riapertura dal 15 giugno per la fascia 3-14 anni, lasciando esclusa quella 0-3. Il Veneto è pronto con le sue linee guida per i bambini da 0 a 14 anni e il presidente Zaia ha annunciato a breve una nuova ordinanza per anticipare l'avvio di questo servizio insieme ai parchi divertimento già dal 25 maggio o al più tardi dal 1 giugno. Vediamo di fare un'ultima ricognizione che l'assessore Lanzarin farà rispetto a tutte le ricognizioni e anche le linee guida che noi abbiamo prodotto, che possiamo assolutamente produrre in qualsiasi istante perché le abbiamo già scritte, e pensare di sbloccare anche la partita dei centri estivi. In settimana io un'ordinanza su questi temi la firmerò. Pronta poi già nelle prossime ore un'ordinanza per quanto riguarda il trasporto pubblico locale e ancora autorizzati i mercati, mentre per quanto riguarda gli hotel in arrivo una circolare per i buffet. Nel momento in cui il turista si avvicina al banco e ha modo di vedere, anche se protetto, magari ci sarà un plexiglass, ci sarà qualcosa che scherma un minimo, sta a distanza e dice guardi mi dia le melanzane grigliate, mi dia un po' di pollo, un po' di riso eccetera, e la consegna la fa l'operatore che impiatta e che è in sicurezza perché avrà la mascherina e i guanti. Poi c'è tutto il tema legato alla cultura, musei, teatri, centri culturali. Tutto quello che possiamo fare lo facciamo. Io sono disposto di metterci la firma. Però qual è il tema? Lasciateci il tempo di lavorare perché abbiamo un DPCM che ci lavora tanto contro su sto fronte. Tutto questo nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, da distanziamento alle mascherine ancora obbligatorie quando si esce di casa. Sto sacrificio 10 giorni potevo farlo, sono esattamente il periodo che abbiamo previsto, se osservate la nostra ordinanza dura fino al 2 giugno, periodo guarda caso finestra per eventuale reinfezione. Se non ci saranno sorprese
finisce che la mascherina diventerà semplicemente sarà da utilizzare solo in caso di mancato distanziamento sociale. Avere la mascherina a disposizione nel momento in cui ci si avvicina alle persone e si va nei locali chiusi. Ultima nota riguarda l'accordo sottoscritto tra Regione Veneto e la Provincia Autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna per gli spostamenti tra province confinanti per la visita congiunti. In questo caso sarà ancora necessaria l'autocertificazione. Per l'Emilia Romagna di Ferrara con Rovigo, per Treviso sarà Pordenone, per il Friuli Venezia Giulia, per Venezia sarà Udine e anche Pordenone, Belluno avrà Trento e Udine. Un premio economico straordinario alle migliaia di lavoratori della sanità veneta che in questi mesi sono stati in prima linea nel contrasto all'emergenza Covid-19. L'accordo è stato raggiunto oggi, secondo quanto annunciato dai sindacati confederali di categoria. Abbiamo previsto di remunerare l'impegno del personale direttamente coinvolto nei reparti e nei servizi Covid nel periodo dell'emergenza, viene rilevato, ma anche di considerare coloro che, pur non operando in strutture Covid dedicate, hanno fornito un supporto necessario e indispensabile a queste attività. Un premio di 1.200 euro dai lavoratori direttamente coinvolti, al quale si aggiungono indennità economiche contrattualmente previste, consentiranno di remunerare l'impegno che i lavoratori hanno avuto in questa fase, soldi che i lavoratori vedranno in busta paga già nei mesi di giugno-luglio. E dunque siamo al nostro sondaggio che abbiamo lanciato, elezioni regionali, meglio votare a luglio, se siete d'accordo, quindi che è meglio votare a luglio dovete comporre il numero 0422 162 6691, se invece non siete d'accordo lo 0422 162 6690, la chiamata è gratuita. Poi l'esito di questo sondaggio questa sera nella nostra trasmissione Ring. Dunque 18 maggio, il giorno della riapertura al pubblico di bar, ristoranti, negozi, chiese. Partiamo proprio dal rito del caffè al bar che in molti, sindaco Conte compreso, stamattina hanno ritrovato. Sindaco, caffè al bar? Sì, finalmente l'espresso più buono del mondo. Primo caffè al bar in pescheria per il sindaco Mario Conte, 2 passi nei quartieri, poi in centro, qualche chiacchiera per strada per dare la carica a baristi e commercianti alle prese con una riapertura piena di incognite sulla quale comune e polizia locale non intendono infierire. Non ci interessa in alcun modo far cassa con i verbali, ci interessa però tutelare la salute dei cittadini, quindi gireranno per le attività, sensibilizzeranno, aiuteranno anche i commercianti a far rispettare le regole, però vedo che il senso civico dei nostri cittadini non sta deludendo. La gente è molto felice, dice finalmente possiamo gustarci il caffè al bar e soprattutto nella tazzina. Oggi si ricomincia con i platte attici? Sì, oggi per fortuna si ricomincia, anche comunque tra 1 metro di distanza da un tavolo e l'altro è già positivo. Speriamo bene perché la gente deve aver coraggio di uscire. Turisti penso che per il momento non se ne parla e i nostri clienti adesso vediamo se, stando a quello che mi hanno chiamato ieri anche stamattina, dove essere il pienone, però dal dire e fare c'è sempre in mezzo al mare, come si diceva una volta. Comunque si vede che il primo giorno tanti stanno anche cercando di capire come gestire la situazione più che altro. Torniamo alla normalità lentamente, quindi è una bella cosa, dai. Buono caffè al bar. Era ora. Bisognerà adattarsi, che non è più un mordi e fuggi sto caffè. No, esatto. Che da una parte potrebbe essere anche interessante, insomma, di prendere un ritmo un po' più lento. In questo momento, anche se siamo stati fermi per un periodo, ci ha conosciuto più gente e quindi siamo soddisfatti del nostro lavoro. E dai, andrà tutto bene. Abbiamo appena riaperto oggi e fortunatamente i nostri vecchi clienti sono tornati, quindi siamo contenti, siamo speranzosi e vediamo che comunque c'è solidarietà nella gente e questa è la cosa importante. Noi siamo un gruppo di amici che sistematicamente ci ritroviamo la mattina al bar per fare 4 chiacchiere. Abbiamo sentito la mancanza di questo caffè mattutino e quindi oggi con grande gioia ci siamo ritrovati dopo tanto tempo. Ci spostiamo a Padova perché fra tante attività che riaprono c'è anche chi ha deciso di aspettare. Troppe norme da rispettare, non vale la pena correre il rischio di finire nelle maglie dei controlli ed essere poi multati.
A Padova riaprono bar e ristoranti, ma c'è anche chi decide di tenere le serrande abbassate, almeno per un'altra settimana. Le linee guida, confermate solo domenica sera, non fanno stare tranquillo il titolare di questo bar di Galleria Borromeo, in pieno centro a Padova, a 2 passi da Piazza Insurrezione. Il timore di essere troppo frettoloso lo spinge ad attendere un'altra settimana. Io riaprirò il 25, ma semplicemente perché comunque l'ufficialità delle linee guida è arrivata ieri, nella giornata di ieri, e quindi per forza di cose, per capire bene tutte quante le cose descritte, ho bisogno del tempo. Questo esercente chiederà anche di allargare lo spazio esterno, una facoltà gratuita fino al 31 ottobre concessa dal Comune, anche in questo caso però tempi troppo stretti. Mi sono preso una settimana in più per cercare di seguire tutte le cose fatte come vanno fatte, con criterio, anche perché lo sappiamo, nel momento in cui ci saranno controlli e ispezioni ovviamente bisogna essere in regola con tutto. Il futuro è tutto da scrivere, ci sono preoccupazioni ma anche ottimismo. Sicuramente ottimista sì, perché comunque siamo imprenditori, siamo italiani e quindi ottimista sicuramente sì. Da qua a dire che tornerà tutto normale come prima fin da subito, no. Tutti i punti critici ruotavano attorno alle linee guida dell'INAIL, impossibile rispettarle nella prima stesura, conferma questo barista. Ora, riviste dalla Regione, vanno bene, ma servirà comunque qualche mese per ripartire. Di investimenti per il momento non se ne parla. Non oso pensare chi possa pensare di investire in questo momento. Se parliamo di quello che riguarda l'adattamento alle norme sanitarie, messe giù come sono le linee guida, posso dire anche che sono abbastanza ininfluenti, ok? Preoccupavano quelle di prima, quelle delle linee guida dell'INAIL. C'è stato uno spreco di tempo e un ritardo assoluto che è imbarazzante. Riaprono i parrucchieri e gli acconciatori, un comparto che in questi mesi ha avuto perdite del 26,5% del fatturato secondo i dati dell'ufficio studi di Confartigianato. Ora si riparte in uno scenario con più ombre che luci sul futuro. Fortunatamente si riparte, dai. Alle 8 del mattino il primo cliente, uno alla volta, il pavimento che sembra il parquet di un campo da basket. Questa è la ripartenza per i parrucchieri e acconciatori. Telini monouso e igienizzazione dopo ogni taglio. Queste le linee guida che vengono seguite. Tutto kit monouso al cliente, all'entrata con l'igienizzante. Abbiamo il discorso che come entra la sua borsetta, le sue cose personali vanno chiuse e ogni singola spatola viene sterilizzata al momento che è stata usata. Qui i suoi prodotti, disinfettante, monouso, la mascherina, l'igienizzante, sul bancone. Questo è un salone per uomo e donna, 2 spazi e 2 ingressi separati. La voglia di ripartire è tanta. 2 mesi di sospensione così è stata dura perché ti manca il lavoro, ti manca i clienti, il contatto con tutti quanti i nostri clienti, insomma, ecco. In provincia sono più di 2200 le attività di servizi alla persona, acconciatori ed estetisti, che ripartono. Ogni negozio ha speso circa 800 euro per mettersi in regola, a cui vanno aggiunti i nuovi costi mensili come asciugamani monouso, disinfettanti e igienizzanti o i kimono usa e getta. Tutto monouso. Ora si ricomincia a lavorare anche il lunedì, molte volte ad orario continuato. Pronto? Venire sabato 30 o qualcosa di libero. Il telefono non smette di squillare per prenotare l'appuntamento, segno che la voglia di ritornare alla normalità è forte anche da parte dei clienti. Sono arrivato in condizioni indecenti e finalmente c'è una parvenza di ripresa di vita normale. Con un po' di attenzione però si può fare. Io ne avevo proprio bisogno, non vedevo l'ora. Finalmente possiamo muoversi un po', perché se non morivamo di coronavirus, morivamo disperati guardando fuori dalla finestra. Ci spostiamo a Venezia con una notizia: la 17ª Biennale di Architettura di Venezia, che avrebbe dovuto svolgersi a Venezia appunto dal 29 agosto al 29 novembre, è stata posticipata al 2021, da sabato 22 maggio in poi. Invece per quanto riguarda la costa veneta si prepara ad aprire una stagione che si preannuncia difficile all'insegna dell'incertezza. Sulla spiaggia si lavora ad allestimenti secondo le disposizioni anticontagio, a volte anche grazie alla tecnologia.
Noi abbiamo iniziato e stiamo lavorando alacremente per far trovare le spiagge pronte il prima possibile. Ci vorrà qualche giorno, confidiamo che i primi stabilimenti possano essere aperti già per l'ultimo weekend di maggio e metteremo in moto appena possibile al più presto la grande macchina del turismo della Costa Veneta. La voglia di mare c'è già tutta. Queste immagini girate a Caorre nel fine settimana testimoniano scenari che si sono verificati un po' in tutta la costa veneta. Giugno sarà il mese della ripartenza di un settore tra i più sviluppati nel già floridissimo panorama del turismo regionale, un comparto messo a dura prova dal coronavirus. A Jesolo si lavora a tappe forzate, ci vorrà qualche settimana perché tutte le spiagge siano pronte. Questo è lo stabilimento Manzoni, dove invece i lavori di allestimento dell'arenile dovrebbero concludersi già tra qualche giorno, all'insegna del motto Spiagge sicure. Abbiamo i bagni autopulenti che si disinfettano ad ogni uso, abbiamo le casseforti no touch, abbiamo gli ombrelloni a telecomando solare che si aprono in 20 secondi, uno in questo momento, ma 4.000 in un click, e si chiudono in altrettanti 20 secondi. Abbiamo le gabine no touch che vanno aperte e chiuse con il braccialetto. Dunque la tecnologia entra in spiaggia per prevenire il contagio. Basta ad esempio accostare il braccialetto al servizio che si desidera, in questo caso il bagno, perché tutto si possa svolgere evitando ogni contatto con la struttura. In Veneto, tra l'altro, la distanza tra gli ombrelloni sarà in genere molto più ampia rispetto alle prescrizioni nazionali. A preoccupare piuttosto è la crisi economica provocata dal coronavirus in Italia e la risposta che verrà dall'estero. Per quel che riguarda i mercati stranieri dipenderà ovviamente dal fatto che le frontiere possano essere aperte il prima possibile. Ci auguriamo a questo riguardo che il chiacchiericcio delle settimane scorse di questi presunti corridoi turistico-sanitari tra stati dell'Unione a discapito dell'Italia non trovino ovviamente conferma, perché sarebbe non solo scorretto ma verrebbe anche meno a quelli che sono gli atteggiamenti, i principi solidaristici della Comunità Europea. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque, chiese nuovamente aperte ai fedeli. Siamo stati in una delle più amate della città di Treviso, quella di San Francesco, alla prima messa del mattino. Vediamo. Di San Francesco alle 9 del mattino sono tornate a richiamare i fedeli. Prima celebrazione aperta al pubblico, una porta per entrare, una per uscire. All'ingresso non l'acqua santiera ma il detergente per le mani, posti segnati da un talloncino giallo, mascherina in volto. Dei 500 che la chiesa poteva contenere ora si potrà arrivare al massimo a 180, ma malgrado questo nell'aria c'è emozione. La sensazione sicuramente è una sensazione di gioia, perché finalmente si può tornare a celebrare insieme il Signore, a trovarsi come comunità, a far salire la preghiera con una voce sola. Insomma, ecco, i mezzi di comunicazione davvero sono stati una grazia in questo periodo, perché 30 anni fa non sarebbe stato possibile, come dire, ascoltare, ecco, la parola di vita attraverso la televisione. Oggi però, come dire, è un giorno speciale perché ci ritroviamo insieme e questo fa la differenza come Chiesa, sì. La Chiesa riaccoglie la gente nel giorno in cui si celebrano i 100 anni dalla nascita di Papa Giovanni Paolo II. Ci piace leggerlo come segno bello, anche qui, di un pastore che ha amato la sua Chiesa, l'ha guidata davvero con un cuore grande. Il momento dell'Eucarestia, quello più sentito e anche il più delicato a livello igienico. Il celebrante si disinfetta le mani, si infila i guanti e porge l'ostia senza toccare il fedele che la riceve, e questo a non tutti piace. Le precauzioni sono giuste, però io trovo assurdo che il Signore sia trattato con le mani con i guanti, perché il Signore bisogna metterlo al primo posto. Il Signore guarisce e non ammala. Ma in generale il ritorno in chiesa è salutato con soddisfazione. È stata una grande sensazione, bella dopo tanto, finalmente. Ma pregare a casa non è la stessa cosa? Assolutamente no. La chiesa, l'Eucaristia è tutto una gioia più grande. Un po' commovente, sì. Dopo 3 mesi riapre qualcosa. Speriamo che quel tempo si ritorni tutto alla normalità, perché era un stress veramente. Andiamo avanti così, speriamo che Dio ce la mandi buona, di poter un giorno tirar via tutto
tutto sto bavaglio. Non si mangia che così, bisogna fare un passo a volta, ha detto che capisco ieri, pian piano che ne veniamo fuori. Bella perché tranquilla, serena, le distanze c'erano, anche il sacerdote ha disinfettato le mani prima di comunicarci, non mi è sembrato niente di... penso che si potesse fare anche prima. Assembramenti in centro storico a Vicenza nel weekend. Alcuni telespettatori ci hanno inviato delle foto chiedendo al sindaco di intervenire. Foto dal weekend. Se oggi inizia una fase 2 bis, con la riapertura di nuove attività produttive, nonostante tutti gli inviti alla prudenza e a non abbassare la guardia, le foto che ci sono arrivate in redazione da alcuni telespettatori mostrano la situazione di Piazza delle Erbe a Vicenza. Assembramenti, giovani che formano gruppetti, distanze di sicurezza azzerate e mascherine in molti casi abbassate, come se l'epidemia fosse un problema già passato, superato, risolto. E allora è il caso di richiamare tutti alla massima attenzione. Non solo ci si ammala ancora di coronavirus, ma con questo sistema invece di andare avanti si rischia di tornare indietro a una nuova ondata di Covid e a un nuovo lockdown, rendendo vani gli sforzi di medici e infermieri e il sacrificio delle attività produttive che sono rimaste ferme. Foto che il sindaco Francesco Rucco commenta con delusione. Se non vengono rispettate le distanze e quindi vengono evitati gli assembramenti, si tornerà indietro rispetto a un contagio che può essere determinante per una nuova chiusura, un nuovo lockdown. Quindi ci vuole responsabilità da parte di tutti, da parte degli esercenti locali, pubblici e dalla parte anche dei cittadini che vanno a bersi naturalmente lo spritz. Basta rispettare le regole, quindi mascherina, distanze, perché altrimenti dopo i primi momenti di controlli dovremmo passare anche le vie di fatto con delle sanzioni. Sarebbe spiacevole perché tutti vogliamo recuperare una vita normale, ma siccome la regolarità non è ancora totale perché manca naturalmente il vaccino a questo virus, per evitare che questo torni dobbiamo assolutamente rispettare le regole. Il mancato utilizzo della mascherina o l'utilizzo scorretto della mascherina comporta una sanzione, ricordiamo, da 400 euro fino a 3.000 euro, quindi è un motivo, deve essere un deterrente importante non solo per l'aspetto economico ma anche per l'aspetto della salute pubblica. In Veneto sono state 19.342 le domande pagate di cassa integrazione in deroga per Covid-19, pari al 54% del totale pervenuto all'INPS. Lo rende noto la direzione regionale dell'Istituto di Previdenza, precisando che la cifra corrisponde a 51.699 lavoratori, pari al 47% del numero complessivo stimato di interessati. Le ore di cassa in deroga pagate sono 4.403.629 secondo l'INPS. Con questa dinamica il Veneto sarà la prima regione a completare i pagamenti della CIG in deroga. Una volta disposto il pagamento, il lavoratore riceve l'accredito in conto corrente mediamente dopo 2-3 giorni di banca. Dall'inizio dell'anno, secondo quanto riferisce l'INPS, il numero complessivo di ore autorizzate in Veneto è pari a 27.987.000, una cifra paragonabile a intere annualità registrate negli scorsi anni. Cieco assoluto per l'INPS, ma perfettamente idoneo alla visita per il rilascio della patente di guida. I finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno così smascherato un uomo residente a Schio che risultava beneficiario dal dicembre 2013 di pensioni di invalidità e di indennità speciale di accompagnamento in qualità di cieco assoluto ed eseguito il sequestro preventivo di beni per circa 90.000 euro, quanto cioè percepito in maniera fraudolenta. Guidava la propria auto, faceva jogging e svolgeva piccoli lavori di edilizia. Nel 2014 e nel 2017 aveva persino rinnovato la patente di guida. Si faceva accompagnare dalla moglie che fingeva di aiutarle e per questo indagata solamente presso lo sportello bancario per la sottoscrizione di documenti relativi al conto corrente. Durante le visite per il riconoscimento dello status di cieco assoluto si è ricostruito, l'uomo era stato poco dopo collaborativo, chiudendo gli occhi o ribaltando le pupille verso l'alto, asserendo che la luce gli provocasse dolore, impedendo così la quantificazione esatta del visus e del campo visivo. E potrebbe svolgersi a settembre il processo a carico del marito di Samira, unico indagato per la scomparsa della donna marocchina avvenuta 7 mesi fa a Stanghella.
Sono passati 7 mesi dalla scomparsa di Samira, la donna marocchina di Stanghella, di cui non si hanno più notizie dal 21 ottobre dell'anno scorso. L'ipotesi ora è che la procura chiuda le indagini e decida se Mohamed Barbri, il marito attualmente in carcere come unico accusato della scomparsa, debba affrontare il processo che potrebbe svolgersi in autunno. Intanto spunta un particolare inedito. In un casolare di Stanghella sarebbe stato recuperato nelle scorse settimane un telefono cellulare bruciato. Potrebbe trattarsi dello stesso casolare in cui era stato localizzato il telefono di Barbri la notte della scomparsa della moglie, ma l'apparecchio era completamente bruciato, impossibile quindi stabilire a chi appartenesse o cosa conteneva. Infine niente scarcerazione per il marocchino, richiesta dal suo avvocato per il timore di contagio da Covid-19. L'uomo è rimasto in cella a Verona. Dunque siamo al termine e questa sera non perdetevi la nostra trasmissione Ring, vi daremo anche il risultato del sondaggio che vi abbiamo lanciato oggi. Intanto ci saranno oltretutto anche collegamenti con ristoranti da Padova e Treviso con i nostri Lucio Zanato e Federico Fusetti, poi in collegamento Mario Conte, il sindaco di Treviso, Alessandro Bisatto, segretario del PD del Veneto, l'onorevole Marco Marin di Forza Italia, Elena Larocca, Enrico Cappelletti del Movimento 5 Stelle e Arturo Lorenzoni, Veneto che vogliamo. E questa era la nostra ultima notizia, io vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Un centro di bassa pressione raggiunge l'Italia, ecco che anche sul nostro territorio ne avvertiremo le conseguenze con un tempo decisamente variabile. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà spiccatamente instabile con al mattino rovesci e temporali un po' a carattere sparso sulla nostra regione, alternati a parentesi più asciutte con ampi spazi di sereno, questo soprattutto nelle ore pomeridiane, fenomeni via via in esaurimento entro la serata. Temperature stazionarie minime fino a 19 gradi, valori massimi compresi invece tra i 21 e i 23 gradi all'incirca. Poche novità poi sul Friuli, Venezia, Giulia, anche qui avremo qualche annuvolamento con qualche locale precipitazione, ma non mancheranno anche delle ampie schiarite soleggiate con il passare delle ore. Temperature minime tra 17 e 20 gradi, massime comprese invece tra i 23 e i 25 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui lo scenario sarà simile con piogge diffuse, ma anche in questo caso migliorerà entro la notte. Temperature minime sui 15 gradi, valori massimi sui 24-25 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.